Le ustioni dal punto di vista generale non sono gravissime, nel senso che la superficie totale è al di sotto del 10-15%, le ustioni sulla cutanea sono di secondo grado, quindi diciamo non gravissime, guariscono in genere spontaneamente. Quelle che sono invece la compromissione importante è che il soggetto ha ispirato fumi caldi e non sappiamo se anche sono tossici, per cui è stato intubato ed è stato trasferito in rianimazione sperando che i problemi polmonari si risolvano presto e quindi noi possiamo continuare la nostra opera di guarigione delle ustioni. Che trattamento dovrà ricevere? In rianimazione è classicamente rianimatori, nel senso cercheranno di migliorare la perfusione dell'ossigeno e quindi gli effetti della respirazione. Dal nostro punto di vista oggi con le medicazioni avanzate siamo in grado di fare medicazioni che possono essere mantenute in loco innanzitutto in sedazione e comunque essere mantenute in loco 5-6 giorni, quindi riusciamo a mantenere per una settimana intera le medicazioni specialistiche.